Buon pomeriggio a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, un festival voluto e promosso dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo ancora una volta tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, di Parma e di Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un ringraziamento va anche alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla in tutta Italia. Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, stiamo trasmettendo in diretta web dalla pagina Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo tutto il numeroso pubblico che da tutta Italia ci sta seguendo, che ha già interagito con noi fortemente questa mattina al primo incontro. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo per questo supporto anche mediatico che ci date. Il titolo dell'edizione del nostro Festival Educhiamoci di quest'anno è Che gioia, perché pensiamo fortemente che la gioia sia un valore importante in educazione e che l'educazione debba tendere proprio a questa condizione di benessere. E cercheremo nel corso di queste giornate, come abbiamo già splendidamente iniziato a fare questa mattina con Nicolò Govoni, di addentrarci nel mondo della gioia e nei legami che la gioia ha con l'educazione, di come possiamo promuoverla nella vita delle nostre bambine e bambini, dei ragazzi e delle ragazze per i quali siamo educatori, insegnanti e genitori. Faremo anche un'indagine sul tema della gioia per contrasto, perché insieme a degli esperti del settore analizzeremo questo argomento anche per le implicazioni che ha la mancanza di gioia e quindi su come noi adulti e noi educatori possiamo aiutare le nuove generazioni ad evitare i problemi che insorgono proprio dalla mancanza di questa condizione esistenziale. Come avrete certamente potuto vedere sul materiale promozionale e soprattutto sul sito dedicato del nostro festival, che vi ricordiamo è www.educhiamocivittorioveneto.it, gli incontri sono moltissimi, sono tutti gratuiti naturalmente e sono dedicati non solo ai professionisti del settore ma anche alle famiglie, ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, quindi ci saranno delle rubriche in cui potrete vedere anche dei piccoli appuntamenti dedicati proprio ai più piccoli. Qui con noi in studio anche oggi c'è la nostra ospite, perché la dirigente Donatella Di Paolo, benvenuta, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I, che ci ospita appunto nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte. Al termine dell'incontro odierno con il nostro esperto in videocollegamento, la dirigente farà un primo commento. Prima di presentarvi l'incontro di oggi, passo la parola anche ad Antonella Caldart, assessore del Comune di Vittorio Veneto, che ha fortemente voluto questo incontro. Prima però di passare la parola all'assessora Caldart, vogliamo mandare in onda un video dal titolo Esperienze, perché il nostro festival quest'anno si arricchisce di una nuova rubrica che abbiamo costruito a partire da una serie di appuntamenti realizzati presso le scuole dei vari gradi di Vittorio Veneto la settimana precedente al festival, la settimana scorsa. Diversi educatori, diversi esperti di diverse materie hanno interagito con i ragazzi e gli insegnanti nelle varie scuole per far fare ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado alcune esperienze e quindi abbiamo realizzato dei microdocumentari che verranno trasmessi nel corso di questo festival. Li troverete sempre proiettati alle ore 20 tutte le sere, però in alcuni casi, come in quello che stiamo per proporre, ve li faremo vedere anche in altre fasce orarie. Quindi vi lasciamo con la visione di questo breve documentario dal titolo Esperienze. Questo tipo di laboratori viene fatto da parecchi anni e soprattutto con i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie. Si basa più o meno sulle tecniche di recitazione che vengono un po' dal metodo Stanislavski.
Semplicemente si chiede a questi ragazzi di provare a percepire un po' meglio le proprie sensazioni, i propri pensieri e a giocare, a imitarsi l'uno con l'altro. Poi in base all'età chiaramente si punta più sul gioco oppure più su una forma esperienziale di recitazione. A me mi è piaciuto perché ho fatto i chuck e abbiamo imparato a scambiarci i ruoli. Ho imparato a scambiare i corpi. Ho imparato che quando litighiamo ci possiamo scambiare i corpi e così diventiamo amici. Quello che vogliamo ottenere attraverso queste tecniche è la possibilità di questi ragazzi di scambiarsi il ruolo continuamente e in maniera completa. E quello che succede, che è straordinario, è che sempre, ogni volta ad ogni lezione, riescono a conoscere qualcosa che non sapevano, un pensiero del compagno che non conoscevano, e questo li porta a incuriosirsi, a capire il punto di vista dell'altro, a sviluppare il pensiero laterale, e ogni volta che ci riusciamo è una soddisfazione enorme. Sono stata contenta perché mi hanno fatto fare tante cose e mi hanno fatto imparare cose nuove. Ho imparato come poter capire un problema di una persona e mi sono divertita molto. Di questo laboratorio di teatro mi resterà sicuramente delle lezioni di vita anche. Allora, quello che mi ha sorpreso di più dell'imitazione di Gaia è stato che riusciva a immaginare più cose di quello che è Matteo in classe. Con questo laboratorio ho capito che è molto utile mettersi nei panni di altre persone per capire le loro reazioni e capire cose in più su quello che fanno vedere. E mi ha sorpreso anche molto che la Gaia sapesse così tante cose di Matteo che neanche io so. Eppure io conosco Matteo da prima che la conoscesse la Gaia. È servito anche a me questo laboratorio per conoscerli meglio, per capire meglio quali sono le loro emozioni, come si relazionano, e spero che, anche se un'ora è pochissimo, sia servito per dare un po' qualche input. In questo laboratorio abbiamo parlato di cose che sono successe a noi, sul fatto che siamo stati esclusi o che abbiamo escluso qualcuno. Mi ha aiutato molto anche perché io parlo un po' da sola e mi ha aiutato un po' a liberarmi delle cose che mi danno fastidio, ecco. Mi è piaciuto perché abbiamo scoperto anche cose nuove nei compagni che sono stati esclusi oppure no. Mi è piaciuto il suo coraggio di raccontare la sua esperienza, perché non è da tutti farlo, per esempio io non avrei avuto tanto coraggio nel farlo. Mi è piaciuta questa esperienza e vorrei rifarla forse in questi anni e la consiglio a tutti. Lo consiglio molto perché è anche molto liberatorio. Veramente un mondo scaturisce dalle parole di questi bambini e ragazzi nel momento in cui siamo capaci di far fare loro un'esperienza e poi di ascoltarli. Questo era l'obiettivo di questi laboratori. Potrete vedere nuovamente questo video appena visionato questa sera alle ore 20 e poi, lo ricordo, ciascuna delle serate della nostra settimana prevede appunto la rubrica dal titolo Esperienze, dove vedrete altri laboratori come questi. Bene, lascio ora la parola all'assessora Antonella Caldart del Comune di Vittorio Veneto. Benvenuta. Grazie, anche da parte mia un benvenuto a questa seconda edizione di Educhiamoci.
Avete visto, siamo in diretta da Vittorio Veneto, una bella cittadina ricca di cultura, di storia, città della musica, anche del vino, inserita in un magnifico contesto naturale. Una città che da alcuni anni si è candidata a poter dire la sua, insieme a tutti gli attori del territorio, anche sul tema dell'educazione. In modo particolare noi vorremmo e stiamo cercando di contribuire alla diffusione della cultura dell'educazione, perché nessuno può fare l'educatore da solo. La scuola molto spesso viene indicata come la responsabile dell'educazione dei ragazzi, e questo succede, lo vediamo spesso soprattutto nei momenti di difficoltà, quando ci sono i grossi problemi, e la scuola da sola non ce la può fare senza appunto l'alleanza educativa che viene dalla comunità, né la comunità può esistere senza la scuola. Proprio con questo pensiero di base noi abbiamo pensato anche quest'anno ad Educhiamoci, e già questa mattina nel primo incontro con Niccolò Govoni abbiamo avuto una testimonianza che ci ha dimostrato come questa alleanza sia indispensabile. Lui, da giovane studente bullizzato, messo da parte, un po' il Giamburrasca della classe, che è divenuto poi, grazie a degli educatori capaci, ad essere candidato al Premio Nobel per la pace a poco più di 20 anni. Quindi una testimonianza concreta che un'alleanza educativa davvero può migliorare la vita di questi bambini e di queste bambine. Perché se è vero che fare l'educatore sia ben diverso dall'essere educatore, noi abbiamo pensato di aiutare tutti noi che educatori vogliamo essere, non solo farlo, e di aiutarci proprio con questi interventi di altissima qualità, che vi ringrazio per aver scelto di seguire, e vi chiedo anche di diffondere a chi non è qui oggi, ma a chi voi conoscete che potrebbe essere interessato e dovrebbe essere interessato al benessere dei nostri giovani, di diffondere l'esistenza di questo festival che, come è stato già detto, rimane comunque sempre online, quindi in una vera e propria cassetta degli attrezzi sempre disponibile nel momento del bisogno. Quindi buon secondo incontro a tutti voi e ancora grazie per essere qui con noi ad Educhiamoci da Vittorio Veneto. Grazie mille, Assessore Antonella Caldart, per il suo augurio e le sue parole. Certamente l'obiettivo del festival, che si chiama Educhiamoci, è quello di dare un contributo per primi proprio a noi educatori, insegnanti e genitori. Prima di presentare il nostro ospite di oggi e di passargli la parola, vi ricordiamo che potete porre eventuali domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedrete a breve in sovraimpressione, che è il 370 31 86 802. E vi ringraziamo se volete interagire con il nostro festival, che intende proprio essere uno scambio, un colloquio, un dialogo con tutti voi. L'incontro di questo pomeriggio si intitola Schermi violenti e intende affrontare l'influenza delle immagini di cui spesso i nostri bambini e ragazzi sono spettatori. Per parlarci di questo tema abbiamo coinvolto Marco Maggi, che è un caro amico di questo festival, una persona con cui collaboriamo da tempo e di cui abbiamo grande stima. Marco Maggi è consulente educativo, formatore e da oltre 35 anni realizza attività di promozione della salute nelle scuole di ogni ordine e grado. È autore di varie pubblicazioni su testi quali il disagio giovanile, è un esperto di bullismo, affettività e sessualità, lutto ed educazione socio-affettiva, oltre che di social media. Con Marco Maggi, quindi oggi ci chiederemo se i contenuti violenti possano aiutare a esorcizzare ansie e paure e scaricare l'aggressività, oppure se abbiano un effetto più o meno negativo sulla vita dei bambini e dei ragazzi. Quindi Marco ci aiuterà ad avere le idee più chiare in proposito. Un incontro quindi che riteniamo molto utile per il lavoro quotidiano di chi, come Marco, come noi e come molte persone che ci seguono, i bambini e i ragazzi li incontra tutti i giorni nella propria vita di insegnante, educatore o genitore. Benvenuto Marco, e a te la parola, grazie per essere con noi ancora una volta a Educhiamoci. Grazie, mi sentite? Tutto bene? Forte e chiaro. Benissimo, allora vi ringrazio ancora di questo invito, è sempre per me un piacere collaborare con voi. L'anno scorso abbiamo un po' affrontato il tema, se volete, del bullismo, quest'anno lavoreremo sul discorso degli schermi violenti, no? Sempre il piano della violenza.
Quello che vorrei collegare, insomma, un po' il senso del nostro lavoro, anche perché molto spesso i ragazzi utilizzano gli schermi cioè per divertirsi, no? Cioè, oltre per scaricare a volte le loro tensioni, ma quando a volte noi chiediamo ai ragazzi che cos'è che li rende felici, no? Che così dà gioia, molto spesso mettono dentro il discorso degli schermi, no? Cioè, quindi c'è questo collegamento, no? Cioè, che è importante. Allora, io mi aiuterò con alcune slide, cioè, quindi spero che adesso possiate vederle, arrivo, cioè, nel senso che ci sono, eccomi qua, adesso metto meglio la vista, che così modalità schermo intero, ok, ci sono, perfetto. Allora, la violenza televisiva e nei videogiochi è da sempre un tema molto discusso, no? Spesso ci si pone la domanda se i contenuti violenti e di morte, no? Che tipo di effetto, se hanno un effetto negativo nella vita dei bambini e dei ragazzi, oppure sia un modo di esorcizzare, no? Ansie, paure, scaricare l'aggressività. In questo incontro cercheremo proprio di analizzare un po' i pro e i contro nell'utilizzo della visione dei video e immagini e videogiochi violenti, no? Cercando proprio di andare a vedere un po' i pro e i contro, no? Non soltanto il giusto o sbagliato, no? Allora il lavoro che vi propongo del mio intervento è suddiviso in 3 parti. Una prima che vi analizzerò un po' l'impatto della visione dei contenuti immagini e violenza sui minori, che tipo di impatto hanno. La seconda parte invece la trasformazione anche del concetto della morte nella dimensione ludica, no? Perché vedrete che se il gioco, no? Abbiamo visto prima nel documentario, il piccolo documentario, si è visto il teatro, no? Ma la dimensione ludica è fondamentale per lo sviluppo di un minore, no? E sempre di più con i video, no? Cioè con gli schermi, con i videogiochi, la morte fa parte, no? Cioè anche del gioco, e lo vedremo, insomma. E poi come proteggere i minori, il ruolo e il monitoraggio educativo degli adulti. Quindi la prima parte iniziamo insomma un po' con questa esplorazione sull'impatto della visione di contenuti e immagini di violenza sui minori. Intanto bisogna un po' decodificare che cosa quando si parla di violenza che cosa vuol dire, no? Cioè di fatto quando la definizione di violenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci parla di l'utilizzo intenzionale forza fisica o del potere minacciato o reale contro se stessi o un'altra persona o contro un gruppo, una comunità, no? Che determini e che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni mortali, danno psicologico, cattivo sviluppo e privazione. Se vedete anche i dati se volete, epidemiologici della violenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci parlano che nel mondo un bambino su 4 viene, se volete, abusato fisicamente, il 36% degli adulti dichiara di aver subito abusi psicologici, una donna su 5, un uomo su 10 ha dichiarato che hanno subito abusi sessuali da bambini e una donna su 3 è stata vittima di violenza fisica e sessuale perpetrata dal proprio partner. Infine, un anziano su 17 è vittima di violenza. Quando parliamo di violenza c'è un mondo attorno. Allora è bene chiarire un pochino le tipologie di violenze, no? Cioè, perché ci sono quelle autoinflitte, quelle interpersonali, quelle collettive, no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci parla che ci sono comportamenti, poi lo vedrete, un po' autolesivi, no? Cioè dei giovani, ma anche ci può essere una violenza all'interno delle famiglie, no? Nella comunità, nell'ambito sociale, in politica, in economia, verso i bambini, no? I partner, cioè gli anziani, gli adolescenti, no? Cioè sono i conoscenti e anche gli estranei. Quello che sembra significativo è quando noi
parliamo di violenza bisogna insomma riferirci a chi ha studiato la violenza negli anni, no? Galtung, cioè, se volete, ha lavorato sulla violenza da anni, no? E l'ha suddivisa in 3 tipi di violenza: quella diretta, se volete, quella strutturale e quella culturale. Quella diretta è quella immediata, visibile, perché si esercita contro persone o cose, può essere quella di un calcio, un'offesa, una bomba, colpisce, se volete, l'altro fisicamente o verbalmente attraverso i media e distruggono le sue cose. Poi ci sono, se volete, quella culturale e quell'insieme di convenzioni che portano a ritenere giusta, no? O non vedere più la violenza diretta, ad esempio il razzismo, il sessismo, la svalutazione delle minoranze, no? Per farvi questi esempi, no? Per farvi cogliere che la violenza culturale è molto vasta. E poi c'è una violenza strutturale, che è l'ingiustizia, la contraddizione, la disfunzione che sta nelle strutture sociali, nel loro modo di funzionare. La riconosciamo nella povertà in alcune zone del mondo, nelle nostre città, nelle leggi che mettono a immagine alcune persone, nell'impossibilità di vedere riconosciuti i propri diritti. E dentro, se volete, nella dimensione della violenza ci sono degli attori, no? C'è chi compie, no? C'è, se volete, il carnefice, ma ci sono le vittime, ci sono gli spettatori e anche il grande, se volete, occhio, no? Gli schermi, no? Gli schermi a volte vengono utilizzati anche per riproiettare, no? Far girare, circolare questa violenza, no? Per farvi cogliere come la violenza all'interno del sistema è diffusa, no? Un film molto significativo è quello di Michael Moore, quello collegato, se volete, quasi più di 20 anni fa alla strage del Columbine, no? Che ci fa cogliere, se volete, un po' come mai, no? Il tema dell'uso delle armi, no? Per Moore giunge alla conclusione che non è l'arma in sé a creare il crimine, ma la paura del crimine stesso, che negli Stati Uniti, attraverso i suoi mezzi di informazione, vedete qui i media, no? Gli schermi, no? E l'uso politico delle differenze sociali, porta chiunque, no? A diffondere, se volete, nel prossimo, no? Trascinando questi contrasti, forme di difesa personale eccessiva. Nello stesso tempo la violenza culturale nasce, se volete, proprio in ragione anche dove noi viviamo, dove noi nasciamo. Nel film Promesse, è un documentario, se volete, del 2001, ci fa cogliere la vita di questi ragazzi che sono stati seguiti per 3 anni circa, no? 7, se volete, ragazzini palestinesi ebrei, e questo ci fa cogliere, c'è un documentario in lingua italiana, comprendere come viene sviluppata, no? Si crea una violenza culturale. Poi ci sono tipologie di violenze verso, se volete, sui minori e dei minori, no? E questo è importante. L'anno scorso abbiamo lavorato, per esempio, il termine, se volete, del fenomeno del bullismo, ma se guardiamo nelle tipologie di violenze dei minori, ci sono quelle violenze nei confronti, se volete, verso i fidanzati, le fidanzate, la violenza in famiglia da parte dei minori e anche delle bande giovanili. Invece nella violenza sui minori si può parlare, se volete, di maltrattamento, no? Se volete, fisico, psicologico, patologie delle cure, degli abusi sessuali, la violenza familiare assistita. Vedete, parlare di violenza e c'è un mondo. E infine, se volete, nella dimensione della violenza c'è, se volete, la violenza contro se stesse, che in adolescenza purtroppo è molto diffusa, l'autolesionismo e il suicidio, no? Voi pensate che l'autolesionismo, no, coinvolge circa 520.000 giovani in Italia, su una popolazione studentesca dagli 11 ai 18 anni, e non è poco, cioè. E poi c'è il tema del suicidio, no? Che in Italia pensate, muoiono circa 4.300 persone all'anno, no? Quindi 11 persone al giorno, sono tantissimi, e il suicidio giovanile è la seconda causa di morte dei giovani in Italia, dopo gli incidenti stradali. E quindi che bisogna, proprio in ottica, se volete, preventiva. So che nella vostra zona, anche veneta del Treviso, del Trevigiano, ci sono iniziative molto interessanti, no? In ottica preventiva, no? Su questo. E allora,
allora, fatta questa piccola premessa in relazione alla violenza in generale, quando si parla di violenza che cosa si intende, entriamo nel focus dell'incontro di oggi, che è la violenza nello schermo, no? E allora assistere a scene di violenza al cinema, alla televisione, nei più svariati siti di internet, favorisce e sollecita in bambini, ragazzi, perché no, anche in adulti, processi imitativi, o al contrario sono catartici? Cioè, e questa è una domanda che ci si pone da anni, no? Cioè, sul tema della violenza degli schermi, non è solo adesso, no? Allora, alcuni dichiarano, se volete, alcuni autori, no? Che la violenza ha sempre fatto parte della vita umana e pensare di risolvere il problema riducendo drasticamente la violenza sugli schermi significherebbe favorire un altro tipo di visione deformata, in senso, se volete, edulcorato della realtà sociale in cui viviamo, no? Alcuni autori affermano questo, no? Altri, se volete, esistono due scuole di pensiero contrapposte per quanto riguarda il rapporto tra TV, bambini, adolescenti e violenza. Da un lato chi ipotizza che l'esposizione di scene di violenza continuate e gratuite possa causare una reazione analoga per imitazione e per sua associazione, no? Dall'altro c'è chi sostiene che la violenza abbia anche la capacità di esorcitare, no? Anche ansie, paure, no? Come avviene nelle favole. No? Allora cerchiamo, insomma, se volete, quello che secondo me è importante è capire la quantità della violenza che viene vista, no? In una rilevazione dell'Associazione Americana dei Psicologi dichiara che uno studente di 10 anni, giunto alle soglie della scuola media, porterebbe con sé il suo bravo zainetto colmo di media di circa 8.000 omicidi, di 100.000 atti di violenza varia visti in TV. Impressi nella memoria. Quindi a volte ci si può chiedere, ma è la violenza di per sé o anche la quantità, no? Che possono loro assistere, no? Vedere introiettare dentro di loro. I bambini, se volete, e gli adolescenti che assistono a molti episodi di violenza davanti alla TV o al cinema spesso diventano più aggressivi e mostrano meno empatia, se volete, verso le vittime e dell'aggressione. Altri dicono che emulano, no? E si sentono incoraggiati e a volte disinibiti, no? A imitare comportamenti violenti. Queste, per esempio, sono alcune ricerche che sono state svolte già negli anni '80, no? Che hanno un po' decodificato questi elementi preoccupanti, no? E il discorso della violenza, no? Televisiva bisogna comprenderla nella dimensione, se volete, anche cinematografica, no? Non è soltanto, poi vedremo anche quelli dei videogiochi. Perché questo? Perché l'ultimo anno, no? L'anno scorso, se vi ricordate, nella televisione, alla serie TV, c'è stata una serie TV che ha catalizzato tantissimo l'attenzione, Squid Game, no? E ci sono stati pro e contro, no? Sicuramente una serie TV non adatta a minori, pur se l'hanno vista tantissimi minori, e che poi imitavano giochi all'interno, se volete, nell'ambito anche scolastico, oltre che familiare. Però quello che è significativo è cogliere che nella dimensione cinematografica, io collaboro col Museo del Cinema di Torino, insomma, mi ha molto affascinato la scoperta, no? Di cogliere come il cinema, no? Affronta il tema della violenza. Quando si parla di estetizzazione della violenza in campo artistico e televisivo e cinematografico si intende una messa in scena della violenza prolungata e rilevante, no? Il cinema, a differenza di altri media in cui le immagini tendono a essere decontestualizzate, offre allo spettatore una logica narrativa capace di far comprendere la violenza senza che per forza la si debba condividere. Questo è importante coglierlo, perché nella cinematografia avviene proprio questo tipo di lavoro profondo, no? Cioè, quindi, anzi, il problema di ieri come oggi non consiste nel tasso di violenza e sangue presente sullo schermo, quanto nella prospettiva morale, a partire dalla quale, attraverso la narrazione, il film
ordina e struttura le proprie immagini, no? Se voi pensate, no, quando negli anni 70 è uscito Arancia Meccanica, Kubrick profetizza la pericolosità di una violenza estetizzante, anzi la rappresenta, ce la mette sotto gli occhi, utilizzando la nona di Beethoven e Rossini, una violenza a ritmo di musica. Voi pensate che l'Arancia Meccanica non fu proiettato in TV prima del 2007, 36 anni dopo la sua uscita, no? Questa è l'estetizzazione nel cinema, no? Io, per esempio, non è un genere che io amo, no? Assolutamente, però per dover anche a volte aiutare, vedrete, insomma, capire certe serie TV, ho dovuto e anche guardare, no? Cioè, dei passaggi importanti, no? Sotto l'aspetto, se volete, anche della violenza messa in mostra nel cinema, no? O nelle serie TV. Tarantino ha prodotto una violenza per tutti, universalmente riconosciuta, di grande qualità e fattura, no? Pulp Fiction, Kill Bill, no? Per esempio. Oppure c'è il fascino, no? Della violenza. Nel film Il silenzio degli innocenti, no? Hannibal, no? È un ex medico dedito al cannibalismo, è circondato da un'aura particolare che lo rende affascinante, attraente e insieme spaventoso, no? Un film che ha lasciato il segno se volete, oltre ad aver vinto degli Oscar, no? Allora, se il cinema utilizza la violenza in modo particolare, guardiamo la violenza nell'ambito televisivo, poi lo vedremo anche nell'ambito dei videogiochi. Nella programmazione, se volete, televisiva normale, si trovano scene violente in 3 tipologie di contesti. Cioè la violenza viene che racconta la violenza reale, se ad esempio notizie al telegiornale che riguardano la guerra, gli omicidi, gli atti di terrorismo avvenuti, la violenza simulata nella fiction, no? Quindi attraverso film, serie TV, video musicali, cartoni animati che portano una progressiva deumanizzazione, e poi la violenza pubblicitaria, no? L'occultamento maricato dello zio Sam, no? Per farvi cogliere nella propaganda, no? Della guerra, per farvi cogliere alcuni aspetti. La violenza televisiva negli ultimi anni sta prendendo progressivamente piede tra gli organi di informazione una nuova forma, no? Di narrazione degli eventi criminali, violenza sessuale, stalking, maltrattamento, femminicidio, no? Cioè quasi viene spettacolarizzata in fondo, no? Gli eventi sono raccontati dai media con modi e finalità spettacolari, con l'intento di suscitare nello spettatore, no? Forte emozione, soprattutto di paura. Il linguaggio utilizzato e la rappresentazione ripetuta di questi contenuti creano un clima di allarmismo, portando lo spettatore, il lettore, a una percezione di rischio, no? Di pericolo maggiore rispetto a quello reale. Questo è il rischio grosso, no? Della televisione, della spettacolarizzazione, no? E anche c'è di fatto anche una spettacolarizzazione, se volete, del dolore, no? I media e certe trasmissioni televisive utilizzano la sofferenza come un fenomeno di attrazione. Questo è quello che vediamo costantemente anche quando guardiamo certi spettacoli televisivi. Alcune ricerche sui programmi televisivi hanno evidenziato come i personaggi considerati normalmente buoni siano nella maggior parte dei casi essi stessi autori di gesti violenti, no? Guardate, è interessante questo lavoro di osservazione, no? Di evidenza, no? Anche i buoni, no? Fanno atti di violenza, no? Gesti di violenza. La mancanza di punizione e comportamenti aggressivi in più di un terzo dei cattivi non subiscono dirette conseguenze per le loro azioni aggressive e violente, con il risultato che il 71% delle scene violente non contiene rimorso, no? Senso critico o sanzioni per la violenza in esse contenute. E questo bisogna proprio saperlo cogliere, perché la capacità critica anche dei ragazzi, no? di metterli, di fargli che rischiano a volte di essere passivi, no? Nel guardare certe serie televisivi, sta a noi adulti nell'ottica di educhiamoci, no? E educare, proprio di aiutare a cogliere questi messaggi, no? Che se non ti soffermi e li analizzi in un certo modo non le riesci a cogliere. Poi c'è la TV che spaventa. Io sono nato 58 anni fa e quando ero bambino mi aveva spaventato in modo
veramente forte, Belfagor. Se uno guarda adesso Belfagor, che è una serie TV di 6 puntate che farebbe insomma ridere sicuramente i bambini di oggi, io me le sono portate dentro, come guardare certi tipi di film, no? Secondo una ricerca realizzata in Olanda con i bambini di età, 20 anni fa circa, compresi tra i 7 e i 12 anni, più di un terzo, se volete, degli intervistati ha dichiarato di essere stato spaventato dalla TV negli anni precedenti. Allora ci si potrebbe porre delle domande, no? Quando eravate bambini e adolescenti, ci sono state scene di film, serie TV che vi hanno spaventato? Se sì, quali? No? Cioè, quando noi lavoriamo con i bambini, anche con i ragazzi, è importante fare questa domanda quando lavoriamo sulle emozioni, no? Perché la serie televisiva, quando faccio un lavoro sull'alfabetizzazione emotiva con i bambini, a volte proprio compaiono certi tipi di personaggi, no? Che hanno visto in televisione o certi film che li ha proprio molto spaventati, no? E quindi, ma anche noi potremmo, anche noi adulti, chiederci che cosa ci ha spaventato, no? Quali sono le serie TV o i personaggi. Nell'ultimo libro che ho curato, insomma, che è uscito nel mese 1° di settembre sull'educazione emozionale, c'è tutta una parte che riguarda la paura, l'ansia, no? Cioè, per aiutare i bambini, i ragazzi, ma anche noi adulti a decodificarla, no? A imparare a gestirla. Vedete, ci sono delle attività che permettono di analizzare su circa 40 tipologie di paure, vedere da noi da bambini o da adolescenti, da noi adulti adesso quali sono le paure, no? Che ci portiamo dentro, anche quelle che ci hanno colpito nell'ambito televisivo, e con i bambini più piccoli proprio anche permette di poterle esprimere, no? Di non aver vergogna di raccontare le nostre paure, no? Cioè, idem sul piano della visione di materiale, se volete, di cercare la paura, perché se io non vado sicuramente a vedermi film di paura o di horror, ci sono invece ragazzi, no? Persone che vanno a vedere il genere splatter, no? Oppure, se volete, quelli di thriller, cioè di terrore, no? Cioè, insomma, quindi ci sono persone che vanno a guardare questo tipo di materiale televisivo, no? E qui bisogna anche aiutarli a cogliere che cosa li ha spinti, no? Che cosa se gli ha creato paura, no? Cioè, perché poi uno dice che bello, guardiamo queste cose qua, ma se poi questa cosa non mi permette di dormire, io ho dei bambini che a volte non riescono a dormire perché hanno visto dei materiali non adeguati alla loro età, ok? E se voi pensate, noi abbiamo guardato lo scorso anno il fenomeno sicuramente mondiale sulla serie TV è stato Squid Game, che era vietato ai 14 anni, attenzione, adeguato, sicuramente neanche adeguato ai 14 anni, perché i contenuti che c'erano erano completamente difficili da comprendere, se volete, per i ragazzi, e dentro, se volete, in Squid Game c'era una violenza disumanizzante, no? Dove le persone venivano uccise per gioco, no? Cioè, ecco perché qui poi lo colleghiamo sul piano del divertimento, no? Cioè, e i ragazzi, quando imitavano un 2-3 stella, molti insegnanti che non avevano visto la serie TV non si rendevano conto, cioè, delle imitazioni che facevano i bambini a scuola o i ragazzi. Poi c'era una violenza fisica e omicidi, no? Così a sangue freddo, no? Cioè, oppure violenza mostrata e giustificata, per esempio il dottore e alcuni delle guardie che avevano tradito la fiducia, no? Cioè, e quindi erano stati poi appesi, no? All'interno, se volete, della struttura dove avveniva il gioco, mostrati a tutti, no? Cioè, e anche giustificata, no? Cioè, oppure la violenza sessuale, no? Perché si è visto in alcune scene il cameriere che poi era, insomma, un poliziotto infiltrato, nel senso che doveva fare atti orali, per esempio, a un ricco pervertito, no? Per farvi cogliere che la visione di quello che hanno visto in certi bambini, certi ragazzi, non era sicuramente
sicuramente adeguate alla loro età. Poi c'era anche la giustificazione di violenza familiare subita e agita. Alcuni personaggi dentro nella serie TV avevano subito e agito violenza, no? E infine, se volete, quella autolesiva, il suicidio, no? Un uomo che era insieme con la moglie, siccome la moglie aveva perso il gioco che aveva fatto in coppia col marito, era stata eliminata, lui alla fine si era suicidato, no? Si era impiccato. E poi c'era se volete, la violenza sui morti, no? C'era la mercificazione dei corpi morti. Per farvi cogliere che una serie come Squid Game, che l'hanno vista milioni di persone e anche di ragazzi, senza neanche la tutela, se volete, gli adulti non li hanno minimamente protetti, no? Cioè, allora ci si può porre la domanda, no? Ma secondo voi era un prodotto televisivo per minore? A che età l'avresti fatto vedere una serie TV così? No? Guardate che veramente c'era mi hanno condiviso degli insegnanti, bambini della scuola materna che si sono viste la serie TV o dei primi anni delle scuole elementari con i genitori a fianco, cioè veramente ti accorgi, cioè, il ruolo educativo dove sta, no? Cioè non è normale far visionare a dei bambini una quantità di violenza così gratuita, no? Cioè, allora proseguo, no? C'è un altro problema è proprio l'associazione alla violenza, a causa della quale le immagini violente perdono il loro carattere eccezionale e sono accolte da un atteggiamento di sostanzialità, neutralità effettiva che oltrepassa le soglie della rappresentazione, si applica anche alle situazioni di violenza reale. È una sorta di anestesia, se volete, generale che porta a ritenere inevitabili comportamenti aggressivi e violenti, e questo è veramente pericoloso per i minori e non soltanto per i minori, no? Allora il problema poi è anche l'esposizione passiva della violenza. L'aspetto negativo dei media sui minori è che essi si impegnano in un'attività passiva, in quanto in questo caso la visione di violenza, che tende a sostituire il fare con il guardare, nel senso che il soggetto osserva dall'esterno il mondo degli adulti, un mondo in cui lui non partecipa in prima persona, ma di fatto lo subisce la violenza, la subisce. È un po' se voi pensate, no? Quando in casa succede la violenza familiare assistita, loro, cioè, non la subiscono loro, ma la vedono agita, no? Cioè, e non è di poco conto. Allora, la seconda parte della proposta se volete, del mio elaborato, adesso andiamo a vedere la trasformazione anche del concetto della morte nella dimensione ludica. Il gioco, il giocare e il giocattolo. Se la parola gioco contiene una velocità di significati anche contraddittori fra di loro, rimane se volete disponibile e fin troppo in direzione necessaria, ha bisogno di, se volete, di altre parole per acquisire un senso piuttosto che un altro. Si può giocare con le parole o con dei sassolini o con dei costosi giocattoli. Giocano i bambini, giocano gli adulti, si gioca da soli in compagnia, si gioca per stare insieme o anche vincere, no? Ogni gioco, no? Cioè, è innanzitutto e soprattutto un atto libero. Il gioco comandato non è più gioco, tutt'al più può essere la riproduzione obbligata di un gioco. Ecco dunque una delle prime caratteristiche, se volete, del gioco. Essa è libero e libertà, immediatamente congiunta a questa, se volete, la seconda caratteristica, no? Gioco non è la vita ordinaria o vera, è un allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di attività, con finalità tutta propria, no? Quindi il gioco è straordinario, no? E quindi ritorniamo alle caratteristiche del gioco. Il gioco è libero, non è serio, è limitato nel tempo, si fa in campo, procede secondo un ordine assoluto, no? Perché ha il suo senso in se stesso. Ogni gioco ha le sue regole, il gioco si può ripetere, si può cambiare, crea comunità ed è pubblico, no? E ha una funzione importante nella crescita di un minore, fin da quando si è bambini, no? Ha un fenomeno universale, no? Ha un valore forte educativo, no? Cioè favorisce la relazione, influenza lo sviluppo, favorisce, se volete, la percezione positiva di sé, e se volete, e quindi è fondamentale il gioco per un bambino, no?
Ci sono, se volete, nell'età infantile i giochi ci sono di vario genere, quando si è piccolini, no? Giochi sensomotori, giochi di costruzione, giochi imitativi, rappresentativi, di abilità, immaginativi, di acquisizioni. Inoltre i giochi possono essere solitari, in compagnia, guidati, liberi, autogestiti. L'importanza del gioco è fondamentale, no? E poi ci sono tanti altri tipi di giochi, quelli astratto, d'azzardo, di carte, di costruzioni, di strategie, linguistico, gioco motorio, simbolico, giochi scolastici, rompicapo, sport, flipper, videogame. Vedete, c'è tutto un mondo sul piano del gioco. E il gioco di fatto è un diritto, no? L'articolo 31 della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia è proprio, lo ritiene, un diritto fondamentale, se volete, di riferimento, se volete, alla crescita di un bambino. E se volete, collegato al gioco c'è il giocattolo. L'uso del giocattolo ha origini lontane. Voi pensate ai tempi, no? Dell'antichità, i nostri ritornamenti archeologici, c'è dalle opere, se volete, vedete qui delle palle, no? Delle trottole, degli aquiloni, dell'altalena, una storia lunghissima, no? Idem anche noi in Italia abbiamo una storia del gioco straordinaria. Io mi sono occupato negli anni di ludoteche, di ludobus, e sono luoghi importantissimi, no? Anzi, io credo che abbiamo bisogno dentro nelle nostre città sempre più spazi ludici per i bambini dove si possono ritrovare, no? È bello i videogiochi, ma diventa fondamentale invece la dimensione ludica, no? E quindi anche qua il giocattolo in Italia, o i giochi, no? Prima si giocava, pensate, in strada, no? Come sono cambiati i giochi anche da noi che facevamo, no? Io sono cresciuto con i giochi in strada. E poi oggi sono nate strutture, no? Come parchi giochi, fattorie didattiche, ludoteche, ludobus straordinarie, parchi di divertimento, no? Pensate, a Torino trovate un centro culturale ludico con una struttura straordinaria, no, nella città, dove c'è una struttura tutta sulla storia del gioco, dagli egizi, dai romani, no, fino ai giorni d'oggi, no? Una bellissima, dove spesso si va a Torino per gli egizi, per il Museo del Cinema, ma c'è anche un centro culturale da portare ai bambini, da far scoprire proprio l'importanza del gioco. La competenza ludica e mediale, no, diventa fondamentale per tutti, ma il gioco è fondamentale anche per noi adulti. Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l'adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé, ci dice Pablo Neruda, no? Allora nel libro Educare alla genitorialità, insieme con il mio collega Ricci, no, abbiamo messo tutta una parte per i genitori collegata alla competenza ludica e mediale, no? L'importanza del gioco, di come giocare con i figli, no? Stare insieme, no? Passare i momenti in famiglia, ma anche poi avere le competenze mediali, no? Perché oggi vediamo, insomma, sempre di più che i ragazzi giocano, no? E utilizzano gli schermi. Quindi la trasformazione del gioco nella dimensione videoludica, questo è fondamentale, perché dal gioco tradizionale, se un tempo la dimensione ludica si limitava a giochi tradizionali e da tavolo, con l'avvento della tecnologia il gioco si è trasformato in attività videoludica, no? Il videogioco è un gioco gestito da un dispositivo elettronico che consente di interagire con le immagini di uno schermo. Il termine generalmente tende a identificare un software, ma in alcuni casi può riferirsi anche a un dispositivo hardware dedicato a uno specifico gioco, no? Noi siamo passati, se volete, i principali gruppi nei quali si gioca i videogiochi sono due, no? Simulativo e l'arcade. Il simulativo è un gioco basato su simulazione delle regole del mondo reale, il videogioco arcade invece è un gioco per divertirsi all'istante, no? Ci sono tantissimi generi di videogiochi. Voi pensate ai videogiochi d'avventura, d'azione, musicale, rompicapo, di ruolo, simulazione, sportivo, no? Videogiochi per adulti, ma poi ci sono circa 80 sottocategorie, quindi è un mondo. Allora, quello che ci sono 8 tipi di divertimento, vedete, il collegamento del divertimento con i videogiochi non è di poco conto, no? Dal gioco si ottiene il piacere dei sensi di ritrovarsi in un mondo fantastico, della narrazione, della sfida, dell'interazione sociale, della scoperta, dell'esplorazione, dell'avere la possibilità di esprimersi, del perdersi nel nulla, no?
Tenete conto che i videogiochi in Italia e nel mondo è un mercato pazzesco, straordinario. Voi pensate che nel 2020, se volete, durante il periodo del Covid, c'è stato un fatturato di circa 2 miliardi, se volete, 2.000 milioni di euro, no? Cioè, quindi 2 milioni e 179 milioni di euro, cioè solo in Italia, no? Cioè, e quindi ci fa cogliere, insomma, il cambiamento, no? Cioè come il profitto dentro nei videogiochi è significativo, no? Quello che molto spesso gli adulti non si accorgono è la classificazione per età per i videogiochi. Questo è un problema serio, perché non è tanto il videogioco, perché ci sono dei videogiochi che sono adattissimi all'età dei 3 anni, 7, 12 anni, quindi non è un problema. È quando i minori utilizzano dei videogiochi che non sono adeguati alla loro età, e quindi quelli quelli vietati a 18 anni. Poi si sta sviluppando negli ultimi anni gli esport, cioè che sono conosciuti in Italia come lo sport elettronici, giochi elettronici competitivi. E questo è anche qui con piattaforme di giochi virtuali. Molto spesso io vedo dei genitori che mi dicono: ma Marco, mio figlio non gioca, ma guarda giocare altri giocatori, no? Allora, il piacere di guardare chi gioca ai videogiochi, no? Nelle sale di giochi negli anni 80-90 le persone si fermavano a osservare che chi con il suo gettone decideva di sfidare la sorte, no? Oggi numerosi ragazzi decidono di cercare su YouTube o su altre piattaforme, Twitch o altre, no? A vedere le registrazioni delle sezioni dei videogiochi di YouTuber famosi, no? Cioè questo sta avvenendo. E qui, anche qua c'è tutto un mondo. Voi pensate che sono circa quasi 500.000 le persone dai 16 ai 40 anni, no? Cioè nel senso che seguono assiduamente, no, questo, 1.600.000, voi pensate le persone che sono i fan base. No? Nei videogiochi invece che abbiamo visto prima si parla di quasi 17 milioni di persone che ci giocano, non è una roba piccola, ok? Allora, collegato ai videogiochi, entriamo se volete nel focus cioè, di questa parte, la morte nel videogioco è come sfida. Se la morte nel gioco tradizionale era fare la guerra, il gioco simbolico di finzioni, no? Era normale, no? Vederti giocare con la pistola, no? Cioè con le spade, no? Il gioco oppure dell'assassino, chi sarà il colpevole, no? Questo erano il massimo, se volete, dei giochi, oppure le carte da tavola, lupus in tavola, cioè erano il massimo del tema, se volete, della morte che veniva affrontato nei giochi tradizionali. E questi sono altri tipi di giochi tradizionali che vengono realizzati adesso da tavolo, no? Se volete, poi nella morte nei videogiochi, all'inizio la morte era rappresentata con una semplice schermata, game over, fine del gioco, no? Cioè all'inizio dei propri videogiochi. Successivamente gli sviluppatori, no? Cioè, cominciarono a far galoppare la fantasia, creando modi sempre più espliciti e fantasiosi per mostrare la dipartita del personaggio all'interno dei videogiochi, no? E poi qui c'è la spettacolarizzazione, avviene la spettacolarizzazione, se volete, della morte. Comincia a esserci proprio nei videogiochi. Allora, oppure se vi ricordate, anni fa c'era anche il Tamagotchi, cioè nel senso che la morte all'interno del ciclo della vita del pulcino, no? Cioè dovevi accudirlo, no? Il gioco consisteva nel prendersi cura della piccola creatura aliena, no? Cioè, e quindi si ammala, si raggiunge la vecchiaia e poi può morire, no? Poi adesso, se volete, il termine che viene molto utilizzato quando si giocano a videogiochi è killare, no? Cioè, a volte si sente i ragazzi che utilizzano questo tipo di linguaggio, no? Non solo i ragazzi, perché c'è il mondo degli adulti che ci gioca, no? Cioè, quindi, quando vieni ucciso, no? Cioè, quindi, allora, le vite poi, nel videogioco ci sono le vite, la vita dei videogiochi è un tentativo distinto di superare le difficoltà del gioco, no? Cioè, in certi videogiochi sono procedure per raggiungere, ottenere altre vite o risorgere, no? Poi la morte e l'uccidio diventa normalità nei videogiochi per adulti che vengono moltissimo utilizzati dai minori, tipo GTA 5 o Mortal Kombat, cioè che sono giochi, chiariamo, vietati a 18 anni, no? La morte diventa normalità. E quindi, cioè,
e questa normalità, le caratteristiche, si diventa anche un assassino, no? Cioè pianifica i tuoi attacchi, no? C'è un'intensa azione ricca di realismo, no? Cioè colpisci senza pietà, uccidi le persone proprio senza nessuna pietà, no? Voi vedete qui dei dati che vi propongo in una ricerca del nord-est, se volete, dell'ovest vicentino, no? Che abbiamo curato nel 2021, un ragazzo su 4, se volete, su 1000 e quasi 800 alunni delle scuole secondarie di primo grado, gioca a giochi vietati a 18 anni. 1 su 4. Cioè, quindi non è tanto il videogioco il problema, è che se giochi a videogiochi che non consoni alla tua età, diventa quello il problema. Ok? Poi ci sono i divertimenti estremi in adolescenza, no? Il problema della morte come la sfida, no? Cioè non è un qualcosa di oggi, no? Che se volete TikTok ha messo in evidenza, no? In alcune pubblicazioni, queste sono riferite, alcune che hanno analizzato, se volete, il limite, no? Cioè il rischio della trasgressione dei ragazzi, ci sono una serie di divertimenti estremi in adolescenza, anche quello del soffocamento del fularo o di altro, che purtroppo venivano utilizzati, sono da anni che vengono utilizzati, no? Cioè, e quindi per esempio il gioco dell'asfissia, no? Cioè quello che si salta da una piscina, dal balcone, no? Oppure che si scavalcano veicoli, treni in movimento, no? Si sdraia per terra in pubblico a posti pericolosi o selfie estremi. Questi sono divertimenti estremi, no? Che portano al rischio del piacere, no? Il piacere del rischio, no? E quindi il TikTok poi purtroppo è stato un volano, no? Cioè gli schermi in questo non hanno facilitato assolutamente, no? Soprattutto i bambini che non hanno una capacità autocritica, no? Sono passivi. Allora termino, se volete, la mia parte di relazione, no? In riferimento a come proteggere in fondo i minori, qual è il ruolo e il monitoraggio educativo degli adulti. Allora, intanto ci sono dei problemi che da una parte c'è un problema di fondo che abbiamo o genitori iperprotettivi o genitori che però non proteggono dalla visione però di contenuti violenti e di morte, non riguarda l'età. Noi possiamo avere estremi, no? Attenzione, no? Questi genitori che vengono a lamentarsi, no? Il mio tatone, no? A scuola, no? Cioè, gli hanno fatto questo, quest'altro, però poi questi stessi genitori non proteggono a volte, no? Su contenuti violenti. No, i stessi figli, non adeguati all'età. Negli anni si è alzata l'asticella della tolleranza della visione di certi contenuti violenti e di morte, si è alzata, no? Quasi come se fosse normale, no? Cioè, e poi, se volete, ci sono prodotti di intrattenimento serale per un pubblico adulto guardati normalmente da minori, dove la morte e la violenza è prassi quotidiana. No? Anche qua puoi mettere pure il bollino, no? Oppure anche con canali, cioè se volete come Netflix, dove tu hai tutta la serie TV, i ragazzi, il problema cos'è? Che si guardano serie TV, cioè ce l'hanno tutta lì a disposizione, no? E quindi diventa di grande rilevanza il ruolo di monitoraggio da parte degli adulti. Vi dicevo, prodotti videoludici per adulti utilizzati da minori, vi ho fatto vedere prima questi dati che sono impressionanti, no? Cioè, quindi non sono di poco conto. E la maggior parte, se volete, c'è una facilità da parte dei ragazzi dell'accessibilità dei contenuti visivi attraverso internet, piattaforme TV, cellulari, in qualsiasi momento. Cioè io ho dei genitori che sono molto anche attenti ai loro figli, alcuni compagni gli hanno dato la password di Netflix e se non sono guardati sul cellulare, quindi è vero che a casa non ce l'avevano, ma se l'erano visti, come dire, grazie ai coetanei pari. L'altro problema, vi dicevo, l'incapacità di affrontare la morte nella realtà. C'è un tabù nella morte, se da una parte c'è l'assuefazione alla violenza e ai contenuti di morte, ma oggi noi abbiamo, io mi occupo di lutto con mia moglie, no? Sempre di più ragazzi, bambini che non sanno affrontare, ma anche il mondo degli adulti, la realtà della morte, nella realtà, no? Cioè la vediamo dalla mattina alla sera in televisione,
ma l'affrontarla nella nostra vita di tutti i giorni, no? Quando succede nei nostri contesti familiari, non è così semplice. Anzi, ci sono persone che cercano di evitare nel figlio questa situazione, no? Quando un tempo la morte era domestica, no? Accompagnavi nella cultura contadina, stavi vicino al nonno, no? Alle persone, no? Anziane, no? E quindi non esiste solo la morte violenta. Attenzione, nel libro Parole e gesti per dire addio abbiamo un po' affrontato il tema del lutto, se bisogna aiutare i minori e gli adulti a educarsi alla morte e all'elaborazione del lutto nella vita reale. No? E non soltanto nella fiction o se volete negli schermi violenti che possiamo costantemente essere bombardati, no? Cioè che può essere, a volte mi sono ritrovato in situazioni di affrontare la morte di un compagno di classe, no? Di un genitore, no? E ci sono scuole che hanno paura, ma anche parrocchie, di affrontare tutto questo, no? Cioè quasi come se fosse un tabù. Poi c'è il discorso della dissociazione, se volete, è un termine utilizzato per descrivere la disconnessione tra alcuni processi psichici rispetto al restante sistema psicologico dell'individuo. I minori si dissociano quando guardano scene violente, perché il loro organismo psichico non è in grado di elaborare certe immagini o contenuti, soprattutto le emozioni forti di paura e di angoscia. A volte tu trovi dei ragazzini che dicono: io non ho paura di niente, beh, ma la paura invece è normale, è funzionale nel vivere, no? E quindi dissociarsi, no, tra questa dimensione diventa pericoloso, no? Cioè, perché poi in alcuni casi, per esempio, certi bambini, c'è l'emulazione di comportamenti violenti, i minori non si accorgono della gravità di certi atti che poi compiono. No? Non se ne accorgono, no? Per loro diventa un gioco, no? Una modalità, infatti certe situazioni, per esempio quando si è visto certi film, no? O serie TV, si è visto poi l'emulare di bambini anche più piccoli, no? Questi comportamenti violenti. Allora ci fa cogliere il Bandura, no? L'esperimento della bambola Bobo, no? È una famosa ricerca sperimentata negli anni 60 sull'aggressività, no? Dell'apprendimento osservativo, no? Cioè, Bandura ci fa cogliere come fu dimostrato che il comportamento aggressivo nei bambini può essere appreso per imitazione. Andate a vederlo su YouTube l'esperimento, è interessantissimo questo. Quindi non è che i bambini sono no, neutrali, anzi si è visto che il guardare costantemente certi tipi di comportamenti violenti rischiano di emularli, no? Cioè, quindi anzi apprendono, se volete, questi comportamenti. E qui è collegato sempre a un grosso lavoro di Bandura sul disimpegno morale. Alcuni ragazzi, alcuni bambini poi giustificano, diventa lecita ciò che non è. Cioè, quindi il disimpegno morale è un altro tipo di meccanismo che scatta, no? E che a volte gli educatori non sanno neanche riconoscerlo. No? Cioè, quindi quando diventa normale, no? Una condotta, se volete, non adatta, no? Cioè, non positiva, viene accettata, no? In certi tipi di situazioni. Allora i giochi negli anni si è trasformato e sta diventando sempre più un divertimento, no? Collegato, associato alla morte e alla violenza. Il rischio è che perda la dimensione educativa il videogioco. Ok? Con un'intenzionalità educativa, no? Allora, come proteggere i minori? In generale, quando l'adulto pensa a un bambino, è inevitabile che la sua attenzione si concentri sull'impegno educativo, sulle cose che deve insegnargli e che il bambino deve, se volete, imparare, no? C'è un ruolo educativo, è sempre asimmetrico il nostro ruolo educativo, costituisce da una parte fattore di protezione per il bambino, in quanto gli mette a disposizione tutte le conoscenze, le competenze, le abilità di cui l'adulto è in possesso. Lo espone al rischio di essere e restare in sua balia, senza possibilità di autodifesa, se lo lasciamo da solo, no? Quindi, se volete, questa dimensione del nostro ruolo asimmetrico diventa fondamentale, no? Io ho paura sempre quando, se volete, noi abbiamo degli adulti che vogliono fare gli amici dei ragazzini e dei minori che seguono, non si può
essere amici, neanche dei propri figli, assolutamente, sia genitori e sia educatori. Quello che vorrei farvi cogliere, ci sono 3 tipi di sofferenze nei bambini, che sono alcuni indispensabili, alcuni inevitabili e alcuni invece causate dal maltrattamento che bisognerebbero essere evitate. Allora, c'è in primo luogo una sofferenza indispensabile. Per crescere bisogna che i bambini imparano a affrontare e superare le sofferenze legate all'adattamento alla vita e alla realtà. Non possiamo soddisfarli sempre e quindi certe sofferenze sono normali, no? Cioè, poi ci sono quelle inevitabili, a volte c'è separazione, un lutto, c'è una disgrazia, un trauma, cioè questo purtroppo nella vita in certe situazioni non possiamo toglierle, no? E poi infine c'è quello che possiamo evitare, cioè, che sono quelle dell'ignoranza, dell'indifferenza, dell'incapacità dell'adulto di ascoltare e dal maltrattamento, no? Allora, la mente dei bambini e dei preadolescenti non è in grado di metabolizzare i contenuti di violenza. Non è in grado, cioè nel libro, non a caso Alberto Pellai, che è il mio caro collega, che nei prossimi giorni sarà anche lui all'interno della, se volete, di questa iniziativa, vietato ai minori di 14 anni, vietare, come noi consentiamo ai minori di bere alcoli, non consentiamo ai minori di bere alcoli e visitare siti porno, anche questo genere di prodotti televisivi sono da vietare la visione, no? Cioè non è che bello, dai, ti faccio vedere un filmato pornografico, assolutamente. Allora molti genitori non visionano c'è un'inconsapevolezza e assenza, certe serie TV o videogiochi, e spesso danno un consenso ai figli senza sapere i contenuti che trattano. Altri invece non sanno cosa guardano, cosa fanno i figli il pomeriggio, quando sono soli a casa. E qui ritorniamo sempre, no? Passano a volte tante ore. Pensate che ci sono dei ragazzi che guardano il 30% dalle 3 ore, 5 ore al giorno in più attraverso il discorso videogiochi, e non è poco. Okay? Non possiamo permettere che siano loro a se volete, gestirsi, no, su questo. Siamo noi adulti. I bambini elaborano ciò che vedono in relazione alla loro personalità e al contesto familiare, laddove vi sia un adulto capace di mediare contenuti televisivi, sdrammatizzandole, integrandole, rassicurandole, la risposta emozionale del bambino potrà essere più serena. Non è quindi necessario censurare ogni forma di violenza. Tenete conto a secondo l'entità di età che hanno i bambini, ok ragazzi, negando quindi l'aggressività che comunque appartiene ad ognuno di noi, ma è certamente auspicabile che non si deleghi alle fonti di possibili contenuti violenti, TV e internet ad esempio, il ruolo di babysitter. Questo è fondamentale. Se gli do cioè guardale, ma perché non sai come gestire il tuo figlio, è pericoloso. Allora il ruolo e il monitoraggio educativo dei genitori e degli adulti diventa fondamentale. Essere genitore oggi, come sopravvivere, c'è un bellissimo libro, Essere genitori non è un mestiere, è difficile, è vero, perché non è un mestiere e quindi devi ritrovare dentro di te una realtà in profondità dell'essere genitori. Non è tanto il fare genitore, ma l'essere prima di tutto genitore. Ok? E quindi c'è tutto, se volete, l'aspetto delle funzioni genitoriali nella relazione adulto-minore e il rapporto educativo. Essere genitori nell'identità, il saper essere l'adultità nostra, ma il saper fare il genitore il ruolo, il saper fare il compito. Ci sono le nostre funzioni genitoriali, no? Che possono essere messe in atto, quella protettiva, affettiva, regolativa, normativa, che sono fondamentali. Nel libro Educare la genitorialità con Alessandro Ricci abbiamo fatto tutto un manuale proprio di aiutare i genitori ad approfondire queste funzioni genitoriali che non sono nate così, sta a noi anche svilupparle, no? Ad lavorare sulla loro autonomia, sulla competenza emotiva, affettiva, alle regole, alla gestione dei conflitti anche con i figli. E il monitoraggio genitoriale si riferisce, se volete, all'insieme di comportamenti attuati dai genitori tra loro collegati che implicano attenzione, sorveglianza nell'attività del figlio, i luoghi, la frequenza, il benessere e malessere che trae delle esperienze a cui partecipa.
Allora sta a noi, per esempio, a osservare, no? A permettere anche ai genitori di capire su quali ambiti è più efficace nel modo di monitorare il proprio figlio, no? Allora qui trovate dentro nel libro delle schede proprio sul piano del monitoraggio, no? Il controllo genitoriale non è di per sé negativo, l'assenza se volete, di un controllo genitoriale non è libertà, è abbandono, cioè capire come sto gestendo, cioè il mio figlio, il tempo libero, le uscite serali, l'utilizzo delle nuove tecnologie, l'utilizzo se volete dei soldi, l'istruzione scolastica sta a noi, no? Noi adulti. Cosa fare? Quando i minori chiedono di vedere una TV, una serie violenta, forse evitato ai minori di 14 anni, alcune serie TV come Squid Game hanno contenuti per adulti. Capire e ascoltare i motivi, no? Lo hanno visto tutti? Cioè dicono, per cortesia, non fate gli adulti scenti, che si mettono a guardare la serie TV con i figli. Non è quello che aiuta il figlio, no? Cioè questo, anzi, bisogna semmai che voi adulti lo guardiate, vedete, valutate anche voi se le scene che potrebbe guardare il proprio figlio sono consone oppure no. Allora, guardate, vi dicevo, capire i contenuti diventa fondamentale. Vedere 370 morti come tipo di Squid Game in 9 ore non fa bene e non è educativo. Cosa cresce in loro? No? È utile in che cosa? Che cosa sta crescendo? No? Allora, per trattare i contenuti violenti come nella TV, se volete, o Squid Game a scuola, in famiglia, in altri contesti educativi, bisogna avere una capacità di pensiero critico, avere chiari temi, tipo trattati in Squid Game, disuguaglianza, deumanizzazione, violenza collegata al divertimento, perché i ricchi si divertono mentre le persone si uccidono, questo è pericoloso. Controllo sociale, il bene e il male, no? Collegati alla vita reale, i diritti dei bambini, storie collegate, bisogna metterli in collegamento, quello che è avvenuto dentro nella serie TV, violenze della quotidianità, promuovono un lavoro sulle emozioni. Allora, per trattare, se volete, voi pensate che nel Squid Game l'ultimo gioco che fanno il giocatore che aveva vinto il torneo con il vecchio che è l'ideatore è un gioco sulla compassione, no? Nessuno si è accorto, come dire, che l'ultimo gioco è un gioco sulla compassione. Allora, al posto di fargli fare imitare giochi violenti, bisognava far fare ai ragazzi, no, un gioco che era collegato, se volete, emulato sulla compassione, no? Quindi essere capaci di essere vicino agli altri. Questa è la provocazione di Squid Game. La violenza la puoi affrontare attraverso la compassione, essere vicino agli altri. Ma se uno mi ha guardato Squid Game e ha visto solo tutta la violenza, ma non ha capito tutti i contenuti profondi che c'erano in questa serie, che non erano adeguate per bambini, ma neanche gli adulti hanno colto, cioè rischia di non aver affrontato e non aver aiutato neanche i minori. Alternare e promuovere nuovi contenuti e proposte, quindi non soltanto far vedere schermi, giochi collaborativi, divertimento educativo e positivo, portare musei, ludoteche, laboratori, contatto con la natura, sport, animale, cioè gattile, canile, far fare teatro, insomma. Allora, non so cosa vi rimane tutto questo e che cosa ne pensate di questa lettura. Ecco, il mio senso, il mio obiettivo, e vi ringrazio, è quello di provocarvi in voi una riflessione, no, a non essere solo passivi educatori, no? Cioè il tipo, cioè queste cose qua non sappiamo come gestirle. Sta anche noi a prenderci in mano e a conoscere un po' più in profondità ciò che guardano i ragazzi. Grazie. Grazie a te Marco, veramente crediamo che tu abbia centrato questo obiettivo che ti sei prefissato e siamo veramente contenti perché è lo stesso che ci prefissiamo noi, non a caso il nostro festival si chiama Educhiamoci, educhiamoci noi per primi. Lascio la parola però per un primo commento alla nostra dirigente Donatella Di Paolo che può fare una sottolineatura, un rilancio, un commento dal suo ruolo, dal suo punto di vista. Certamente, prima di tutto volevo ringraziare perché tantissimi spunti di riflessione per questa serata. Provo a fare un brevissimo riassunto, ho scritto delle parole che mi hanno fatto pensare, ecco. Questi schermi violenti che i nostri ragazzi, ma anche noi, quindi vediamo la televisione, il cinema,
il cellulare loro lo hanno sempre in mano, sono quasi liberi di utilizzarlo adesso. In questa violenza c'è sempre una mancanza di punizione, abbiamo dei comportamenti aggressivi, non esiste il rimorso, c'è una disumanizzazione. Io ho visto Squid Game, ho avuto anche difficoltà nel vederlo, non l'ho guardato a fiume tutto insieme perché c'è anche questa possibilità, ma l'ho guardato con tanto tempo perché avevo bisogno di metabolizzare. Abbiamo un'assuefazione dei nostri giovani, una specie di anestesia a questo punto alla violenza. Ma in tutto questo, dov'è la compassione? Cioè, quando nei nostri giovani entra la compassione e questo tipo di apprendimento in un certo senso. Alcune volte quando riprendiamo a scuola i nostri giovani perché hanno dei comportamenti violenti oppure dei comportamenti inadeguati che vanno verso la violenza, loro ci dicono: ma che cosa ho fatto? Ecco, questo mi preoccupa. Mi preoccupa perché non riescono a comprendere la gravità di quello che hanno fatto. E quindi ritorniamo all'assuefazione, ritorniamo all'abitudine a vedere una certa cosa. E qui entriamo, secondo me, noi adulti. Perché l'adulto, va bene, può diventare un esperto di tecnologia, ma secondo me deve riacquistare, come ben dice, l'agire educativo, deve riacquistare l'esperienza educativa. Non deve mettersi a guardare, secondo me, Squid Game con il bambino, ma deve vietarlo, quindi deve dirgli magari il perché del divieto. Poi dice: vabbè, lo vede da un'altra parte, ma io genitore non guardo insieme a te. E qui voglio concludere con una domanda. Ecco. Ma siamo sicuri che i nostri ragazzi sono pronti a gestire questo tipo di complessità? Siamo sicuri che sono pronti a gestirla se noi, prima di esporli a questo, non li educhiamo all'affettività? Prima non li educhiamo ad una cooperazione, non li educhiamo ad un'amicizia, non li educhiamo ad un'empatia. Cioè, se prima non gli facciamo conoscere questo, loro sono poi in grado di comprendere questa differenza. Hanno le competenze emotive, dicono, di rielaborare questi contenuti. Ecco, questa è la mia domanda. Spero di aver colto. Allora, guarda, quello che mi colpisce, che non ho sottolineato ma che vorrei farvi per evidenziare, è che partiamo dal divertimento all'eccitazione. Molto spesso nei videogiochi, nel materiale che loro utilizzano, si eccitano tantissimo, no? Non a caso a volte vedi dei bambini che sono iper, cioè a scuola, no? E io colgo dei bambini che mi dicono: guarda Marco, cioè X ha guardato, sta là giocando, cioè questo, quest'altro. Quando non sono adeguati, no? Cioè il lavoro sulle emozioni diventa fondamentale nella proiezione emotiva. Non a caso voi avete promosso questa stupenda iniziativa, no? Educativa, no? Sul tema della gioia, no? E che è una delle emozioni con la felicità, no? Collegato, importantissima, perché noi possiamo aiutare i bambini ad scoprire la gioia e l'emozione, no? La felicità nelle piccole cose, no? che fanno, no? E che non è solo basato sugli schermi che guardano dalla mattina alla sera, l'alternare, no? Cioè possibilità di attività, no? E favorire uno sviluppo di competenze emotive, no? Già da quando sono piccoli, perché noi stiamo sempre più vedendo che c'è una difficoltà di analfabetismo emotivo, ma non solo nei bambini, anche negli adulti.
cioè nel senso si parla che nel Ministero della Pubblica Istruzione ha promosso, no, l'anno scorso, credo, la possibilità, no, di fare, no, delle iniziative, ma c'erano già nell'ambito, se volete, dei programmi curricolari, sugli obiettivi di convivenza civile, no? C'era il tema dell'affettività, no? Cioè, e quindi non è che queste cose non vengono fatte a scuola, no? Abbiamo visto nel documentario prima, antecedente al mio intervento, il lavoro sulle emozioni, no? Con il teatro, no? Ben venga, no? Quello che è importante è che sulle life skills, quindi queste abilità sociali, che un tempo di abilità di vita, che un tempo venivano passate, no? Da cultura così come tradizione culturale, oggi invece bisogna proprio svilupparle, aiutarle allo sviluppo, fin da quando siamo nella scuola dell'infanzia, perché il vero lavoro serio lo si fa nell'infanzia e nelle primarie. Nella secondaria di primo grado già lavori su una prevenzione secondaria, no? Utilissima, importante, e poi bisogna investire del tempo, vuol dire almeno lavorare come un po' si fa l'educazione civica, no? Da almeno avere 20 ore, no? Su questi tipi di competenza, unendo i piani curricolari diversi, no? Questa è la scuola, poi c'è tutto il ruolo educativo familiare, perché se la famiglia non può pensare che la scuola faccia quello che è il ruolo dei genitori, come le altre agenzie educative. Insomma, credo che il messaggio che vorrei trasmettere, che lo state facendo già la seconda questa edizione, è che per educare un bambino occorre un villaggio, cioè quindi occorre un paese che si prende cuore di tutti, e voi lo state facendo. Grazie. Grazie Marco, grazie alla dirigente per queste interessanti domande che si sommano a quelle che ci arrivano dai canali social. Abbiamo diversi insegnanti collegati con noi e due insegnanti fanno ciascuno una domanda molto simile all'altro, perché entrambi chiedono il tuo parere, il tuo consiglio rispetto a come aiutare altri adulti che vedono in difficoltà in proposito. Cioè, se io sono un insegnante e so che i miei alunni vedono contenuti violenti magari con i genitori, come posso fare? Cosa posso fare? Come mi colloco, in quale rapporto con le famiglie che invece non fanno adeguatamente la loro parte, come si diceva poc'anzi? Bella domanda, soprattutto perché è una domanda che se 40 anni fa ci si faceva questa domanda, sicuramente l'insegnante che richiamava, non so, i genitori, tra virgolette, nel senso che li avvisava, venivano ringraziati. Oggi c'è il problema grosso che anche gli insegnanti molto attenti si ritrovano in una situazione, e anche il dirigente, no, scolastico si ritrova in una situazione un po' particolare, perché c'è un ruolo, abbiamo visto già l'anno scorso parlando del bullismo, di delegittimazione del ruolo educativo anche dell'insegnante, no? Io credo che una parte si possono promuovere iniziative di attenzione, no, su questi temi anche gli altri genitori. Io credo che si possa anche coinvolgerli e anche avvisarli, consapevoli che a volte molti genitori possono anche scrollare le spalle, perché nei corsi che io vedo che partecipano spesso sono quelli già genitori molto sensibili, no? Quelli che hanno già un'attenzione alla cura, alla responsabilità educativa dei genitori, come genitori. Quelli che spesso non ci sono quelli che proprio non si interessano, sembrano quasi tutto che la vita educativa svolga così, ma sì, ma tanto tutto fa crescere. Certo, tutto fa crescere, dipende dalle conseguenze che una persona può avere. Io credo che bisogna sempre insistere, no? Forse il lavoro già nelle scuole dell'infanzia, quando i genitori sono forse più attenti ancora ai bambini, ai propri figli, credo che da lì si possa iniziare un lavoro di collaborazione. Nelle realtà medio-piccoli si può fare questo tipo di lavoro che parte dalla scuola dell'infanzia. Quando il problema è quando andiamo alle secondarie di primo e di secondo grado, spesso i genitori non ci sono più, ed è un'età delicatissima, no? Grazie Marco. Ancora un commento che ci arriva da Silvia su Facebook, che pone anche questo commento e ci fa piacere l'accento sulla parte degli adulti, perché
dice questa nostra ascoltatrice, come scegliamo accuratamente i giochi e i libri da proporre ai bambini, dovremmo fare altrettanto perché non abbiamo sempre la stessa cura anche quando li mettiamo di fronte a uno schermo. Però credo che sia una questione di educazione alle immagini che nemmeno le generazioni precedenti hanno avuto, quindi c'è anche questo aspetto delle nostre competenze rispetto a certi spettacoli e al contatto con le nostre emozioni. Condivido, cioè, quello che dice Silvia, nel senso che bisogna avere una cura, nel senso di come si analizza prima di somministrare un libro, di dare un libro a leggere. Anche le nuove tecnologie in questo ci favorisce, se vuoi, la guida PEGI, perché un genitore basterebbe che guarda dietro la guida PEGI e capisce, anche se non ha giocato al videogioco, i contenuti, perché vengono segnalati tipologie di contenuti, no? E questo dovrebbe aiutare un pochino il genitore a spiegare, no? Cioè, guarda, io non è che se non ti faccio guidare l'auto a una certa età e la legge anche questo sono indicazioni che dicono questi contenuti non vanno bene in questo momento qua della tua età. Può essere che poi dopo, quando sei più grandicello, puoi guardarti e anche giocare su altri tipi di contenuti, no? E questo è di aiuto, perché uno non può guardare tutti i videogiochi che ci sono, no? Cioè, anzi, io per esempio non riuscirei a stare dietro a tutto quello che il mercato fa. Va bene? Certamente. Marco Maggi, veramente grazie per questo ricco contributo che credo aiuti noi adulti, educatori, insegnanti e genitori ad approfondire il tema senza semplificarlo eccessivamente, senza dire un netto sì o un netto no, ma ci aiuta un intervento come il tuo ad interrogarci più profondamente sul nostro ruolo, sul nostro compito, non solo sul fare i genitori e gli educatori, ma sull'esserlo profondamente. E quindi veramente grazie per tutti questi stimoli e contributi che ci faranno approfondire da un punto di vista innanzitutto di consapevolezza per noi, il tema di cui ci hai parlato in maniera così competente. Grazie quindi per aver dato ancora una volta un contributo al nostro festival Educhiamoci, grazie al nostro ospite in sala, la dirigente Donatella Di Paolo. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti in programma. Questa sera avremo Alberto Pellai, che è stato anche citato poco fa da Marco Maggi. Vi aspettiamo però prima alle 17:30 in compagnia di Leonardo Mendolicchio per l'incontro dal titolo Nutrirsi di relazione, non sei un numero sulla bilancia. E quindi anche rispetto al rapporto che abbiamo fin dalla tenera età con il nostro corpo, con la nostra immagine, cercheremo di dare un contributo e un messaggio di gioia, naturalmente, coerentemente con il titolo di quest'anno. Il Comune di Vittorio Veneto, Assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato, vi invitiamo ai prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Buon pomeriggio e buona continuazione di programma.